Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Sarà dedicato a Lorenzo Parelli, lo studente del Bearzi morto l'ultimo giorno di stage, a tutti coloro che hanno perso la vita sul lavoro il 1° maggio di quest'anno. L'omaggio da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella, che oggi ha visitato le aule e il centro di formazione dell'Istituto Salesiano. Sentiamo. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto, una necessità. Assicurarla è un dovere inderogabile. Questa esigenza fondamentale sarà al centro della cerimonia di dopodomani, 1° maggio, al Quirinale. Ma quest'anno anticipiamo qui la celebrazione della giornata del lavoro, in omaggio a Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita sui luoghi di lavoro. Parte da Udine, dall'Istituto Salesiano Bearzi, la scuola frequentata da Lorenzo Parelli, 18enne morto durante l'ultimo giorno di stage, l'appello del Capo di Stato Sergio Mattarella ad evitare altre morti sul lavoro. A Lorenzo e a tutti coloro che hanno perso la vita in simili circostanze viene dedicato questo 1° maggio. Mi è accaduto quel che non può accadere, quel che non deve accadere. La morte di un ragazzo, di un giovane uomo, con il dolore lancinante e incancellabile che l'accompagna, ci interroga affinché non si debbano più piangere morti assurde sul lavoro. Un discorso durato 15 minuti, quello del Presidente della Repubblica, tanti temi toccati ma un unico filo conduttore, il diritto al lavoro, purché in sicurezza, lavoro che va garantito ai giovani, il nostro futuro. I diritti sui posti di lavoro sovente non sono i giovani al centro delle preoccupazioni e quando è così è un atteggiamento sbagliato. Il ritardo, un ritardo che ci mette in coda alle statistiche europee, con il quale gran parte delle nuove generazioni riesce a trovare un'occupazione, non è condizione normale. Al centro deve esserci la formazione, i percorsi d'ingresso al mondo dell'occupazione, quei percorsi di stage che dinanzi alla morte di Lorenzo erano stati duramente criticati e che Mattarella difende. Sono quindi apprezzabili i percorsi che accompagnano i giovani a entrare nel mondo del lavoro. La formazione può aiutare a colmare divari importanti. Non abbiamo tempo da perdere. Qualificare le professionalità, sostenere nuovi profili, aggiornare le competenze lungo tutto l'arco della vita lavorativa, così una comunità può progredire. L'impegno affinché simili tragedie non accadano mai più è stato al centro del colloquio privato ieri di Mattarella con i genitori di Lorenzo. Sentiamo. Penso sia un segnale importante per tutti la presenza di Mattarella specifica qua a Udine per ricordare Lorenzo. Un gesto di grande umanità, così i genitori di Lorenzo hanno definito la visita del Capo di Stato Sergio Mattarella al Bearzi, un incontro privato, loro, non ripreso dalle telecamere, in un'aula del centro di formazione. C'è stata vicinanza alla nostra vicenda e c'è stato impegno, indubbiamente, perché è un messaggio forte, quello del Presidente, e in nome di Lorenzo credo che il futuro sia da riscrivere in qualche modo, da modificare. Al centro del breve colloquio la sicurezza sul lavoro, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Il nostro scopo oggi, e anche credo quello del Presidente, era proprio questo, quindi c'è stata molta chiarezza e molto impegno, oltre alla vicinanza che non è da poco. Ultima pagina, parliamo di economia. Nel 2021 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 10.795 nuove partite IVA, 3.519 in più 48,4% rispetto al 2020, caratterizzato dalle restrizioni per la pandemia, e il 30% in più rispetto al 2019, 8.271 in epoca pre-Covid. Ma nel confronto 2020-2021 sorprende la crescita maggiore riscontrata nell'ex provincia di Gorizia, dove l'incremento è stato del 285,8%, il più elevato in termini percentuali a livello nazionale. Lo rende noto il ricercatore IRES Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo, che ha rielaborato i dati del Ministero Economia e Finanze. In particolare a crescere maggiormente il settore dell'edilizia con 294 unità pari a 38,3% e il settore delle attività immobiliari più 109 unità pari a più 83,2%. Flessione invece nel settore alberghi, bar e ristoranti meno 36,2% nel 2020.
E ora andiamo nella zona di Pordenone. 3 ponticelli bloccano la messa in sicurezza della provinciale 21 tra San Vito al Tagliamento e Bannia. Oggi una manifestazione di protesta, ci dice tutto Alberto Commisso. 3 ponticelli rischiano di bloccare la messa in sicurezza della ex provinciale 21, la strada che collega San Vito al Tagliamento a Bannia. Questa mattina, su iniziativa del consigliere regionale Tiziano Centis, numerosi cittadini si sono dati appuntamento a Rivate di Fiume Veneto per far sentire la loro voce. Il vincolo della soprintendenza a 3 ponticelli, mi auguro e spero non sia più importante della sicurezza dei cittadini che transitano migliaia al giorno questa importante strada di collegamento fra San Vito e Bannia. Abbiamo pensato di riunire i cittadini, i residenti della località Rivate per spiegare il perché di questa scelta, di questo vincolo della soprintendenza. Ci sono sì tre ponti, però non sono dei ponti così antichi da poter dire non possiamo ampliarli o che. Diciamo che tutto si può al giorno d'oggi, però non possiamo bloccare una strada così importante. Siamo ancora una volta qui a lamentare da un lato l'assenza dell'amministrazione che ancora una volta non informa i cittadini, non ci tiene al corrente nemmeno nei luoghi istituzionali dentro il Consiglio Comunale degli sviluppi di progetti importanti come questo dell'allargamento della provinciale 21, la cosiddetta via San Vito. Aggiungiamo a questo le ultime dichiarazioni della maggioranza e gli ultimi argomenti che sono quelli della nuova circonvallazione. Anche su questo tema assoluto riservatezza, ma una riservatezza che è colpevole perché nemmeno il Consiglio Comunale è stato informato compiutamente. A Cividale ha riaperto i battenti la piscina comunale dopo una chiusura di quasi 2 anni. La nuova gestione è stata affidata all'Unione Nuoto Friuli di Udine. Siamo con Maurizio Vidus, presidente dell'Unione Nuoto Friuli, che ha preso in gestione la piscina di Cividale che riapre i battenti dopo una lunga chiusura. Innanzitutto la soddisfazione per questo avvenimento che sarà contornato da una ripresa praticamente immediata anche dei corsi. Per noi è un onore aver preso questa piscina. Con i primi di maggio noi cominceremo tutti i corsi un po' alla volta, nel senso che dobbiamo capire l'utenza cosa richiederà qua in questa zona, perché per noi è un po' fuori rispetto alle nostre abitudini, che siamo nella zona di Udine. Pulfero, Savogna, Prepotto, Moimacco e Remanzacco sono quei comuni che avranno, oltre a Cividale, una scontistica sui ticket d'ingresso e sulle quote dei corsi. A livello estetico e strutturale l'impianto per i clienti rimane uguale, però a livello impiantistico abbiamo lavorato molto. Ci saranno dei rincari dal punto di vista dei costi dell'energia invece? Non è un impianto nuovo, quindi purtroppo ci aspettiamo delle bollette importanti. In pochissimi lo sanno, ma il municipio di Lignano ha un fratello maggiore. Si tratta di un edificio collocato a Kurashiki in Giappone e che fino a qualche anno fa era anch'esso sede del comune nipponico. La loro somiglianza ha fatto nascere un gemellaggio culturale stimolato attraverso una mostra che sarà inaugurata lunedì 2 maggio. Se confrontati appaiono quasi identici per stile, materiale e forma, anche se qualche elemento è stato forse volutamente posto in maniera speculare. I 2 edifici sono praticamente gemelli, ma possiedono padri diversi. Stiamo parlando del municipio di Lignano Sabbiadoro e dell'ex municipio di Kurashiki, città giapponese della prefettura di Okayama, posta a nord di Hiroshima e che conta 500.000 di abitanti. Il primo ad essere stato eretto è quello nipponico, costruito alla fine degli anni 50 dal noto e compianto Kenzo Tange, vera archistar nel mondo dell'architettura. E proprio alla firma nipponica pare essersi liberamente ispirato 10 anni più tardi l'architetto Aldo Bernardis, autore del progetto che ha eretto e dato alla luce il municipio di Lignano. In pochi nella località balneare friulana conoscono questa particolare somiglianza. Ora a riportarla alla luce a distanza di oltre 60 anni è un artista lignanese che ha proposto ai 2 comuni di stringere un gemellaggio culturale partendo proprio da una mostra video fotografica sui 2 edifici. Lui si chiama Enrico Maria De Napoli, in arte Ritz Monet. Vive a Vienna e questa mattina ha visto i suoi totem essere posizionati nella sala d'ingresso del municipio friulano. Come tra fratelli condividono la maggior parte del corredo genetico, ma possiedono identità e caratteri distinti, spiega il 40enne De Napoli.
Ci immergiamo ora nell'atmosfera del Far East Film Festival che proseguirà a Udine fino a questa sera. Grazie. 72 pellicole di 15 paesi, 42 delle quali in concorso con 13 anteprime mondiali, 18 internazionali, 11 europee e 13 italiane, con arene ospitanti il Cinema Visionario e Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sono i numeri di Far East Film Festival 2022, 24esima rassegna dedicata alla cinematografia d'Oriente, ma non solo, in svolgimento sino al 30 aprile grazie al CEC, Centro Espressioni Cinematografiche, che l'ha ideata e promossa nel 1999 sino a far gratificare Udine come fondamentale trampolino di lancio in Occidente della cinematografia asiatica da parte dei produttori e distributori di quei paesi. Dopo l'edizione inedita dello scorso anno svoltosi a causa della pandemia nell'arena all'aperto del Cinema Visionario, Far East Film Festival ha potuto riprendere l'usuale sua formula con lo stesso Cinema Visionario assieme al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, arene di proiezioni, celebrazioni, simposi, sezioni speciali e retrospettive di un ricco calendario in programma sino al 30 aprile. All'apertura, con il sindaco di Udine Pietro Fontanini e del presidente del Consiglio regionale Pier Mauro Zanin a fare gli onori di casa, è stata presentata l'anteprima mondiale del festival con la commedia romantica cinese girata a Roma di The Italian Recipe, la ricetta italiana, prodotta da Aurisa Produzioni con la regia di Yu Shin. Attualmente è in corso una intensa 9 giorni di proiezione di 15 paesi, con il numero delle donne registe che sale a 12, 8 delle quali nella sezione competitiva, e sul red carpet la diva di Hong Kong Steffi Tan. Il festival edizione 24 chiuderà i battenti il 30 aprile con la consegna del Gelso d'Oro alla carriera a Takeshi Kitano, attore, regista, sceneggiatore e comico giapponese che da più di 30 anni è ritenuto uno dei colossi della scena mondiale del cinema, non solo asiatico. Il mondo della ristorazione saluta uno dei suoi protagonisti. Questa mattina è infatti venuto a mancare Gerardo Buttarello, celebre per aver portato nel suo locale di Gemona, tra i primi in Friuli, la tradizione della bistecca alla fiorentina. Nel corso della sua carriera, prima in diversi ristoranti della regione tra cui a Lignano, Gerardo si era fatto conoscere come chef e ristoratore fino ad aprire la sua trattoria nel borgo gemonese di Taboga, diventata presto luogo di culto della cottura alla brace. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vediamo questa sera alle ore 19 con il notiziario di Telefriuli. Grazie, arrivederci.